Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Soim Studio Immobiliare di Cagliari. Oggi vi presento un nuovo immobile appena messo sul mercato. Siamo nel comune di Decimomannu. Alle mie spalle abbiamo uno dei due appartamenti messi in vendita, infatti sono uno adiacente all'altro, facenti parte di un'unica struttura. Siamo al primo piano e da questa parte potete vedere la scala indipendente che dà accesso a queste due unità immobiliari. Questa alle mie spalle è un quadrivano con un doppio affaccio. Questo che stiamo appunto vedendo è l'affaccio sulla strada principale, invece sul balcone posteriore abbiamo l'affaccio sul giardino. Entriamo dal portoncino direttamente sul soggiorno, un soggiorno abbastanza ampio, doppiamente finestrato, che si unisce da questa parte alla cucina semiabitabile e da questa parte al disimpegno che accede direttamente alla zona notte. Tramite questi gradini siamo sulla cucina abitabile che ha una verandina dedicata. Da questa parte veranda di accesso che comunica non solo con la cucina ma anche con la camera adiacente. Affaccia sul cortile anteriore e proseguiamo con la visita. Lasciamo la cucina ed entriamo nel disimpegno che comunica direttamente con la zona notte. A metà del disimpegno troviamo una porta con un ampio ripostiglio d'altezza, okay? Che praticamente ha una forma non squadrata, segue in modo curvilineo quello che è l'andamento dell'immobile. Da questa parte siamo nel cuore della zona notte e abbiamo a disposizione camera, bagno, camera matrimoniale e altra camera. Vediamo subito la prima delle tre camere, superiore ai classici 9 metri quadri, siamo circa sugli 11 metri quadri, 11-12 metri quadri. Da questa parte abbiamo l'accesso diretto alla verandina con cui comunica anche la cucina abitabile. Lasciamo la prima camera e giriamo subito per visitare la camera matrimoniale. Camera matrimoniale abbastanza ampia, con la possibilità appunto di posizionare un armadio 4 stagioni, e da questa parte porta finestra che accede alla lunga veranda posteriore. La vediamo subito. Lunga veranda posteriore dalla quale appunto si affaccia camera matrimoniale, il bagno è la seconda cameretta. E ricordandovi che potete anche ammirare sicuramente un po' del verde. Entriamo sull'immobile, dalla camera matrimoniale, qua a fianco visitiamo il bagno. Bagno completamente ristrutturato con la possibilità qui di posizionare o una vasca o comunque la zona lavanderia. Doccia, finestra sulla veranda e i servizi. Ultima camera, abbastanza ampia, quasi di taglio matrimoniale. Stesso discorso, abbiamo a disposizione, utilizzata in questo modo qua, con un'ampia finestra sulla veranda posteriore. Ritorniamo nel soggiorno per spiegarvi quelle che sono le potenzialità di questo immobile. Infatti, questo che avete appena visitato è appunto un quadrivano, ma in questo unico piano, di questa struttura, di questa villa, oltre a questo quadrivano, proprio adiacente nel muro di confine, c'è in vendita chiaramente un altro appartamento di tipologia bivano, un ampio bivano. Quindi su un unico piano, con un'unica scala privata, possiamo accedere a quadrivano e a bivano. Un ottimo investimento per chi vuole avere, diciamo, due unità immobiliari di differenti metrature nello stesso piano, con la stessa indipendenza. Vi abbiamo presentato nel comune di Decimomannu questo appartamento di tipologia quadrivano per voi al primo e ultimo piano di questo fantastico immobile. Per avere informazioni ci dovete contattare la Soim Studio Immobiliare oppure direttamente a me, Roberto Puddu. Per voi buoni acquisti immobiliari.